Presentato ieri a Roma il programma di Agrigento Capitale della Cultura 2025, assente il Presidente della Regione Schifani che ha delegato l'assessore ai beni culturali Scarpinato. Firmato a Roma un accordo per la costruzione di 2 termovalorizzatori in Sicilia, uno sarà a Catania, l'altro a Palermo. Interrogazione parlamentare per la mancanza di barelle all'ospedale di Sciacca, presentata dall'onorevole Carmelo Pace. Uccide la madre con decine di coltellate dopo una lite, è successo a Messina. Open Day ieri alla scuola Istituto Rita Levi Montalcini, presentata la commedia tratta dai Promessi Sposi dagli alunni del Plesso. Si gioca oggi la partita di recupero tra il Classum Favara e il Ragusa, non disputata lo scorso 15 dicembre. Buongiorno col nostro appuntamento di TVA Notizie di oggi 15 gennaio mercoledì, presentato ieri a Roma a Palazzo Grazioli il programma della manifestazione di Agrigento Capitale della Cultura 2025, il servizio. Presentata ieri nel corso di una conferenza stampa il programma di Agrigento Capitale della Cultura 2025 presso la sede dell'Associazione della Stampa Estera a Palazzo Grazioli. Presenti il sindaco di Agrigento Francesco Missichè, l'assessore regionale ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, l'assessore alla cultura dei grandi eventi del comune di Agrigento Costantino Ciulla, il direttore della fondazione Roberto Albergoni, il direttore dell'ufficio beni culturali dell'arcidiocesi di Agrigento Don Giuseppe Pontillo, il presidente del polo universitario Giovanni Francesco Tuzzolino e il CEO del gruppo Cubit Luca Morvilli. Presente in videoconferenza anche il direttore del parco Roberto Sciarratta. Presentato nel corso della conferenza stampa anche il programma degli eventi che si svolgeranno durante l'anno, con oltre 44 progetti già inseriti nel dossier di candidatura a cui si aggiungono altre straordinarie iniziative proposte dalle varie istituzioni culturali del territorio. Un programma culturale ricco e un messaggio: lasciati abbracciare dalla cultura. Il sindaco Miccichè ha dichiarato come il nostro progetto ha vinto perché ha un'anima. La sua anima non è la sola città di Agrigento, ma il patrimonio materiale e immateriale della provincia, compresa Lampedusa, un patrimonio con molte sfumature. Per l'assessore regionale Francesco Paolo Scarpinato, Agrigento, capitale italiana della cultura, è un importante evento per tutta la regione, una leva strategica per il suo sviluppo. La regione ha appoggiato con cuore e anima il comune alla struttura di lavoro tutta. I frutti si stanno già vedendo perché i visitatori sono aumentati dal punto di farci entrare nella top dei luoghi più visitati d'Italia. Quindi Roberto Sciarratta, direttore del parco paesaggistico, ha annunciato che una prima mostra dei tesori d'Italia sarà inaugurata sabato prossimo a Villa Aurea. Sì, si è appena conclusa qua a Palazzo Grazioli la conferenza stampa per la presentazione del programma di Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, alla presenza proprio degli giornalisti della stampa estera, ma anche giornalisti della stampa italiana. Un ottimo risultato, l'intera Italia, anche la stampa estera, è al corrente già di quello che noi faremo nel 2025, del nostro progetto, della grande ambizione della nostra città agrigentina. Le polemiche noi le azzeriamo perché il Presidente non può essere in ogni dove. La Sicilia vive momenti difficili e lui è sempre presente, ma proprio per questo si avvale dei suoi assessori, tant'è che ha delegato l'assessore ai beni culturali e all'identità siciliana a rappresentare la Regione Sicilia. I problemi si superano e noi siamo convinti di porre in essere sempre quello che abbiamo fatto, ovvero l'unica cultura che conosciamo è quella delle idee che diventano azioni. La Regione Sicilia oggi con il suo assessore Francesco Scarpinato, assessore ai beni culturali, è qui su delega del Presidente Schifani. Siamo abituati a lavorare, ad andare avanti, a rendere grande la terra di Sicilia. Il Presidente della Regione ha delegato l'assessore ai beni culturali, io sono qui proprio su delega del Presidente Schifani, quindi questo è metterci la faccia e soprattutto
andare avanti, perché per noi la cosa importante è quella di rendere grande la terra di Sicilia e lo stiamo facendo. Questo governo sta lavorando senza soluzione di continuità per rendere grande questa terra, la terra più bella del mondo. Grazie al Ministro. Io posso dire alla Regione Sicilia, il Ministro sono convinto che siccome aveva 1000 impegni e gli impegni sono tanti, non può essere anche lui dappertutto, e quindi ha mandato un messaggio al Sindaco dicendo che si scusava, ma anche lui è un uomo e non può essere in ogni dove. Oggi abbiamo presentato alla stampa estera le attività di Agrigento Capitale della Cultura 2025 e ritengo che si siano messi in evidenza tutti gli sforzi per costruire un programma che sia assolutamente importante per l'iniziativa. In particolare l'Università e il Polo Territoriale Universitario di Agrigento ha portato avanti una serie di linee di ricerca, di progetti che vedranno la luce durante tutto l'anno. E credo che questo sforzo sia tutto interno alle dinamiche dell'università, sia una risorsa che l'Università di Agrigento porterà avanti e il suo contributo sia assolutamente allineato alle prerogative della manifestazione. Oggi finalmente si è svolta la conferenza stampa di presentazione del programma di Agrigento 2025. È stata una giornata di grandissimo interesse e l'interlocuzione con la stampa nazionale e internazionale qui alla stampa estera è stata di grande soddisfazione. C'è un grande interesse rispetto ad Agrigento. È chiaro che ci sono alcune cose che non sono andate per il meglio e non vanno per il meglio, ma è il motivo in più per rimboccarci le maniche, lavorare tutti insieme e fare in modo che questo straordinario progetto che la città ha costruito possa veramente arrivare a tutti coloro che vorranno visitare Agrigento e che potremo, anche con l'aiuto degli artisti che sono coinvolti nel progetto, offrire delle opportunità per la costruzione di nuove visioni per il mondo intero e per il nostro futuro. E sulla presentazione di ieri avvenuta a Roma di Agrigento 2025 è intervenuta con una nota stampa il parlamentare di 5 Stelle onorevole Ida Carmina, affermando come dispiace che Agrigento ancora una volta sia al centro di polemiche oggetto di scherno, di sospetti e illazioni sugli organi di stampa. Effettivamente la duplice assenza, si nota, sarà una coincidenza che sia il Ministro della Cultura Giuli sia il Presidente della Regione Siciliana Schifani disertino la presentazione di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Possibile che quella che dovrebbe essere la principale occasione di rilancio della città dei templi, patrimonio UNESCO e della sua provincia, abbia una presentazione in tono minore presso la sede dell'Associazione della Stampa Estera senza la presenza del Ministro e del Presidente della Regione. Ancora una volta, afferma la parlamentare Ida Carmina, Agrigento parrebbe essere condannata all'irrilevanza della sconfitta, alla figuraccia. Contro tutto questo occorre coinvolgere le migliori anime della città, non lasciando nessuno indietro in base a logiche di parte o di appartenenza, perché solo uniti si vince. Agrigento, conclude Ida Carmina, non è una torta da spartire, ma una magnifica città da far risplendere. E sui termovalorizzatori, firmato ieri un accordo a Roma con Invitalia per la gestione delle gare. Saranno realizzati a Palermo e a Catania con un investimento di 800 milioni di euro per Schifani, una svolta epocale per la nostra regione, il servizio e le interviste. La Regione Siciliana compie un passo decisivo nella gestione sostenibile dei rifiuti, sottoscritta a Roma la convenzione che affida a Invitalia il ruolo centrale di committenza per la preparazione dei bandi, la gestione delle gare di appalto per la costruzione di 2 termovalorizzatori che sorgeranno, uno a Palermo, l'altro a Catania. A firmare l'accordo è stato il presidente Renato Schifani nella qualità di commissario straordinario per l'emergenza rifiuti e l'amministratore delegato dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti Bernardo Mattarella. Un investimento complessivo di 800 milioni di euro finanziato attraverso l'accordo per la coesione stipulato con il governo nazionale. L'iniziativa mira a trasformare radicalmente il sistema di gestione dei rifiuti nella regione, riducendo al minimo il ricorso delle discariche e valorizzando
le risorse attraverso il recupero energetico. Nel dettaglio, la convenzione si estenderà fino al febbraio 2026 e prevede una collaborazione tra il commissario straordinario e Invitalia per le varie fasi del progetto, dall'analisi preliminare dei fabbisogni fino alla gestione delle fasi della gara per l'affidamento dei lavori di costruzione. Oggi è un passo storico per la realizzazione dei termovalorizzatori. Abbiamo affidato ad Invitalia l'incarico di gestire tutti gli appalti relativi a queste grandi opere. Una svolta per la Sicilia, una svolta per i siciliani. Carenza di barelle al pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca. Un'interrogazione all'assessore alla salute è stata presentata dall'onorevole Carmelo Pace nella sua qualità di vicepresidente della Commissione Sanità all'Assemblea regionale siciliana, il servizio. Carenza di barelle al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, in provincia di Agrigento. A lanciare l'allarme l'onorevole Carmelo Pace, vicepresidente della Commissione Sanità all'Assemblea regionale siciliana, che ha presentato una interrogazione parlamentare all'assessore alla salute. Il personale delle ambulanze del 118, una volta giunto nell'area del nosocomio, dopo aver affidato i pazienti alle cure mediche, non può ripartire per nuove chiamate dalla centrale operativa perché il pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca è sprovvisto di barelle di degenza e deve trasferire i pazienti, dichiara l'onorevole Carmelo Pace. Ciò comporta l'inoperatività dei mezzi di soccorso che, dovendo aspettare il ricovero dei pazienti, che spesso avviene dopo molte ore, non possono ripartire per soddisfare altre richieste immediate di intervento. Il servizio, così com'è riscontrabile nei registri di viaggio, rimane pertanto bloccato per diverso tempo. Chiedo, continua Pace, pertanto un tempestivo intervento, provvedendo con la massima urgenza alla dotazione di un numero congruo di barelle dove trasferire i pazienti dopo loro arrivo al pronto soccorso, conclude l'onorevole Pace. E l'onorevole Rosellina Marchetta, nella qualità di deputato segretario dell'Assemblea regionale siciliana, ha inviato una nota al Presidente della Regione, onorevole Renato Schifani, con la quale si richiede la possibilità di acquisire da parte della Regione il Palazzo Storico, sede del Circolo dell'Unione, situato nel comune di Racalmuto. Il Circolo Unione di Racalmuto è stato fondato il 18 giugno del 1836 con il nome di Sala di Conversazione, ubicato in precedenza nei locali di proprietà della confraternita Cappella San Michelangelo Arcangelo, presso il Collegio di Maria. Il palazzo, scrive l'onorevole Rosellina Marchetta, rappresenta un pezzo di storia del paese di Racalmuto, su cui sono state scritte dall'illustre concittadino e socio del Circolo Leonardo Sciascia pagine divenute simbolo di impegno letterario e risonanza internazionale. Il circolo è visitato costantemente da illustri visitatori, da turisti appassionati che fanno tappa nei luoghi di Sciacca. Oggi l'eventuale vendita da parte dell'Unicredit dell'appartamento frequentato priverebbe il circolo dell'identità del luogo originale, familiare allo scrittore e così magistralmente descritto nel romanzo Le parrocchie di Regalpetra. Ho richiesto, conclude l'onorevole Marchetta, in modo ufficiale l'acquisizione del Palazzo Storico da parte della Regione Siciliana al fine di avviare un processo di ulteriore valorizzazione che lo renda fruibile. Passiamo ora alla cronaca. A Messina uccide la madre con decine di coltellate dopo una lite, arrestato il figlio, il servizio dei colleghi. Indimenticabile la scena trovata nell'appartamento di via Cesari Battisti intriso di sangue. Un giovane ha aperto la porta agli agenti intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini allarmati da urli e agitazione. Al terzo piano del palazzo il ragazzo, lucido e consapevole, ha ammesso subito il tragico gesto. Sul pavimento il corpo senza vita di una donna, probabilmente dopo un tentativo di fuga. Il giovane Giosuè Fogliani, quasi 27enne, ha dichiarato in questura: «Sì, ho ucciso mia madre». La vittima, Caterina Pappalardo, 62 anni, insegnante in pensione, è stata colpita ripetutamente con numerosi fendenti.
L'autopsia, disposta questa mattina dal magistrato titolare del caso, chiarirà con precisione il numero esatto delle ferite. Secondo le ricostruzioni, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un violento litigio, uno di una serie di conflitti segnalati dai vicini. Giosuè avrebbe prima stordito la madre con uno spray al peperoncino per poi colpirla con un coltello militare a lama dentata di 18 cm, ora sotto esame della scientifica. Madre e figlio non convivevano, ma Caterina si recava spesso a casa del figlio per aiutarlo nelle faccende domestiche. Attualmente gli inquirenti stanno indagando sul loro rapporto, ascoltando le dichiarazioni del giovane assistito da un avvocato di ufficio. Il padre di Giosuè, un ingegnere, era deceduto alcuni anni fa, mentre la figlia, Caterina, vive fuori città. La vittima era inoltre nipote di Giovanni Rappazzo, noto messinese riconosciuto per aver contribuito all'invenzione del cinema sonoro. La tragedia ha lasciato sgomenti i conoscenti della famiglia. L'immagine di una madre che, come tante altre volte, entra nell'abitazione del figlio e ne esce in una bara suscita dolore e incredulità. Operazione Smoke Trial effettuata dalla Guardia di Finanza di Palermo, smantellate 2 organizzazioni criminali dedite al contrabbando di sigarette. La corrispondenza da Trapani. Nelle prime ore di questa mattina, finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP del locale tribunale su richiesta della Procura Europea Ufficio di Palermo, che ha disposto 14 custodie cautelari in carcere e 2 arresti domiciliari, nonché il sequestro di beni per oltre 1 milione di euro. Per altri 7 indagati, per i quali pure era stata richiesta la misura cautelare, la eventuale esecuzione è rinviata all'esito dell'interrogatorio preventivo ai sensi dell'articolo 291. Contestualmente, la Procura Europea ha disposto l'esecuzione di perquisizioni presso le abitazioni e altri luoghi nella disponibilità degli indagati nei cui confronti si procede per il reato di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al contrabbando di sigarette. Le attività sono in corso nelle province di Palermo, Trapani e Napoli. Le indagini hanno consentito di ricostruire 2 diverse organizzazioni criminali a carattere transnazionale, operanti nel trapanese e nel palermitano e con agganci nell'area napoletana per le forniture della merce. Nello specifico, la prima, diretta da un tunisino e attiva prevalentemente tra Marsala, Mazzara del Vallo e Petrosino, avrebbe introdotto nel territorio nazionale sigarette di contrabbando provenienti principalmente dalla Tunisia attraverso l'utilizzo di imbarcazioni da pesca. La seconda, capeggiata da un palermitano, avrebbe acquistato grandi quantitativi di TLE provenienti dal Nord Africa e dall'Est Europa, attraverso la mediazione di 3 napoletani, stoccandoli presso magazzini dislocati in aree ad alta densità criminale per poi distribuirli in maniera capillare in tutta la provincia grazie ad un'articolata rete di rivenditori. Nel corso delle indagini, durate circa 2 anni, sono stati eseguiti numerosi interventi che hanno portato a 7 arresti in flagranza e a molteplici sequestri per complessive 22 tonnellate di sigarette, che qualora immessa sul mercato avrebbero fruttato al sodalizio un profitto illecito di circa 4 milioni di euro per un danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea di circa 850 mila euro pari ai dazi doganali non riscossi. Di particolare rilievo per lo svolgimento delle attività è stata l'acquisizione di ulteriori elementi indiziari mediante il ricorso ai canali di cooperazione internazionale con l'interessamento da parte dell'ufficio EPPO di Palermo dei corrispondenti procuratori europei delegati in Germania, Slovenia, Bulgaria, Croazia e Romania. Le investigazioni hanno consentito di accertare l'assoluta sproporzione tra i beni nella disponibilità degli indagati e la loro capacità reddituale, con conseguente richiesta di applicazione di misure cautelari reali con il sequestro preventivo di beni mobili e immobili riconducibili agli stessi indagati, per un valore, come dicevamo, complessivo pari a circa 1 milione di euro.
Grazie a delle intuizioni investigative, alle indagini condotte con intercettazioni telefoniche, ambientali, sistemi di monitoraggio e grazie anche all'insostituibile e determinante apporto di un collaboratore di giustizia. La continua presenza dell'esponente apicale di questa organizzazione mafiosa all'interno dei locali dell'azienda fino a quando non è stato riarrestato per espiazione di pena e dei propri familiari è stata, come dire, dal punto di vista simbolico l'espressione più eloquente di come la mafia abbia continuato a gestire questa impresa e questo ha generato, a nostro avviso, la percezione agli occhi della comunità della inutilità del provvedimento giudiziario. Fra gli arrestati c'è l'amministratore giudiziario che si ritiene abbia omesso con dolosa compiacenza una serie di interventi e di segnalazioni alle autorità giudiziarie che forse avrebbero consentito di intervenire tempestivamente per impedire questo disegno criminoso. Il tema delle confische dei beni sequestrati e confiscati forse è anche da rivedere alla luce di quanto accaduto a Barcellona. Ma questa non è l'unica indagine che ha evidenziato, come in altre, infiltrazioni mafiose nella gestione di aziende confiscate, in questo caso il predominio assoluto della stessa organizzazione mafiosa. Sì, potrebbe essere l'occasione, questa l'ennesima, per poter sedere intorno a un tavolo con chi ha le responsabilità politiche superiori per poter rivedere la disciplina delle aziende confiscate con provvedimenti antimafia. Open Day ieri all'Istituto Rita Levi Montalcini di Agrigento. Gli alunni per l'occasione hanno rappresentato in commedia I Promessi Sposi. Open Day all'Istituto Rita Levi Montalcini con una grande affluenza di genitori che hanno voluto sapere sulle offerte formative e sulle tante attività didattiche che organizzerete. Sì, oggi abbiamo, diciamo così, aperto le giornate dell'Open Day nei vari plessi. Iniziamo con il plesso centrale qui a Federico II e con l'occasione i ragazzi hanno voluto drammatizzare, mettere scene Promessi Sposi Alessandro Manzoni a testimonianza del lavoro curriculare fatto in classe e quindi che ha avuto apprezzamento dei numerosi genitori presenti che hanno voluto toccare con mano una realtà come la nostra molto viva, una realtà che cerca di inculcare nei ragazzi idee e prospettive future sicuramente ottimali. Un istituto che si ramifica nei vari complessi del circondario. Sì, noi abbiamo diversi plessi che vanno dalla zona del Villaggio Mosè per passare a Villaggio Peruzzo, Via dei Fiumi, anche la zona San Leone. Diciamo, un istituto molto grande, però, ripeto, grazie alla collaborazione, alla fattiva collaborazione dei docenti, dei responsabili plesso, degli uffici segreteria, della DSGA, di tutto il personale ausiliare, riusciamo a portare avanti i nostri progetti, devo dire, con estrema soddisfazione e soprattutto con ottimi risultati, tant'è che, ripeto, le famiglie ci accordano la preferenza scrivendo i loro figli nella nostra scuola. Quali sono le istanze che arrivano proprio dai genitori? I genitori prediligono una scuola formativa, è una scuola che possa dare contezza alla crescita culturale e formativa dei propri figli. In questo noi ci attiviamo ogni giorno e dicevo sempre, come dico sempre, noi non facciamo Open Day solo una data particolare, ma il nostro è un continuo Open Day perché ci rapportiamo e ci raccordiamo sempre con le famiglie in questo rapporto sinergico per la crescita formativa e sociale dei nostri alunni. Voi date anche una grande assistenza ai genitori per le iscrizioni? Sì, per quanto riguarda le iscrizioni, come ben si sa, sono state differite al 21 di gennaio fino al 10 di febbraio e in questo la scuola è aperta anche nelle giornate pomeridiane tramite appuntamento per quanti non sono in grado di effettuare un'iscrizione, considerato che le iscrizioni saranno svolte in modalità online per quanto riguarda la scuola primaria e la scuola secondaria primo grado, mentre continua ad essere sempre in modalità cartacea per la scuola infanzia, per cui quando non avessero la strumentazione informatica a casa, la scuola è disponibile ad accogliere questi genitori e formalizzare il tutto.
Allora, nome e cognome per i titoli. Buonasera, sono la professoressa Rizzo dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Agrigento. Oggi nel plesso Federico II della scuola secondaria di primo grado è stato organizzato l'Open Day e in questa occasione i ragazzi delle classi terza B e terza C hanno messo in scena la rappresentazione dei Promessi Sposi, ovviamente a seguito di uno studio fatto in aula del romanzo. Lo scopo dell'iniziativa è stato quello di trasmettere ai ragazzi l'amore per la letteratura e far conoscere loro un autore canonico della nostra storia, qual è Alessandro Manzoni. I ragazzi hanno ben risposto a questo? Sì, l'iniziativa è stata colta con grande entusiasmo da tutti i ragazzi, hanno partecipato in maniera interessata, importante è stato anche il sostegno dei genitori e il lavoro fatto in team dai docenti coinvolti. Sono Angelo Prato, un educatore professionale, ho il piacere di lavorare presso questa scuola, è stato veramente un grandissimo piacere collaborare col team docenti per la realizzazione di questo progetto, un progetto che ha interessato tantissimo i nostri ragazzi e che li ha coinvolti tutti in prima persona per fare un lavoro di squadra veramente eccellente. Venite a trovarci. E si festeggiano gli 11 anni dell'Associazione del Sacro Cuore Sclerosi Multipla ad Alcamo, il servizio da Trapani. Riesce a dare un contributo fondamentale verso queste persone, un aiuto che deve essere riconosciuto anche a livello di comunità. Buon compleanno Associazione Sclerosi Multipla di Alcamo. Un'associazione che fonda le proprie radici anche nel territorio di Castellammare e di Calatafimi. Ringrazio anche i componenti del direttivo i castellammaresi, Saro Buccellato, Salvatore Matranga, che davvero tanto contribuiscono per il successo di questa associazione. La cosa bella è vedere i sorrisi che donano gli associati. Ogni anno è un bel rivederci per festeggiare questa bella e importante realtà. Se non è un parente, se non è un familiare, è sicuramente qualcuno che conosciamo e che affidiamo all'associazione. Un bellissimo incontro che tutti gli anni ci consente di rinnovare l'impegno a favore di chi ha bisogno di aiuto, ma quello che più è importante è riuscire a seminare la prevenzione e con il dottore Scalisi è questo l'obiettivo che ci siamo prefissati, riuscire a fare acquisire anche la conoscenza al fine di prevenire che i disagi diventino poi irrecuperabili. L'associazione aiuta tanto, aiuta nella fase in cui già la malattia è conclamata, ma aiuta nella fase della prevenzione, nella cura, ma soprattutto in quello che è l'accettare, quello che tutti i giorni viviamo con il sorriso, la condivisione, stare assieme, momenti di happening felice consentono di vivere tutte le giornate dell'anno con lo stesso sorriso sulla bocca, nonostante tutto, come dicono i nostri amici che sono stasera qua, dicono tutti la stessa frase. Buon compleanno, e quest'anno è l'11° compleanno, ma soprattutto io vorrei che attraverso questi nostri momenti anche gli altri si avvicinassero all'associazione, perché la solidarietà, l'aiuto di tutti, il sorriso degli altri aiuta a far passare le giornate bene a tutti quanti. Sono contento di vedere tanta gente, tante presenze, e questa è la firma finale di questo cammino di associazione che è fatto di sostegno umano ma anche sostegno della fede. Questo è un impegno che ogni anno noi seguiamo volontariamente con questa struttura, perché queste persone comunque vanno in qualche modo seguite. Nessuno è profeta nella propria patria. E noi vogliamo sfatare questa sera questo dire, vogliamo premiare un nostro concittadino, un nostro associato, nella persona di Domenico Nuzzo, autore di circa 100 pubblicazioni. Ultimamente è stato invitato al G7 che si è tenuto a Siracusa Noto. Quando ha avuto quella brutta esperienza di salute,
mi sono immedesimato insieme al dottore Scalisi che si doveva fare qualcosa perché allora non si credeva al long covid, un'esperienza di medicina multidisciplinare di tante specialistiche. Quell'idea ha avuto un riscontro scientifico reale grosso, fortunatamente fu un'intuizione che oggi è stata apprezzata dal mondo scientifico ed continua a essere riconosciuta da tante altre cose. Dicevo, è vera solo se ci crede un territorio. Il territorio ci ha creduto, siete stati vicini a un'idea scientifica, il territorio continua a crescere. Dottore Nuzzo, per il contributo scientifico che ha dato nel mondo delle patologie neurologiche. Grazie. Serata tra amici e serata tra grandi professionisti, riconoscimento territoriale per le attività di ricerca sia a livello nazionale che internazionale che sto portando avanti. Grazie comunque anche al dottore Scalisi e all'Associazione Sclerosi Multipla abbiamo prodotto dei lavori scientifici di livello, devo dire, molto alto. Ci ringrazia per aver avuto costanza nello studio e nell'essere stato serio a portare avanti questo impegno. Non si ringrazia. No, non mi ringrazio perché è dovere. Io sono ricercatore, ma ricercatore significa essere a disposizione dei cittadini. Il nostro lavoro da ricerca deve ricadere sul mondo sia sanitario che produttivo del paese, quindi non mi ringrazio, è solo il mio lavoro. Spesso i riconoscimenti arrivano dall'estero, dalle comunità scientifiche internazionali, spesso siamo assenti nel territorio, invece il riconoscimento del territorio è una cosa che mi gratifica, devo dire, più del riconoscimento all'estero. Assume un altro fascino e un calore diverso. Sono contento chiaramente per il traguardo raggiunto, questi 11 anni di vita dell'associazione. Quando siamo partiti un po' al buio non sapevamo quale strada intraprendere perché nessuno degli associati aveva fatto dei corsi di volontariato come invece ci sono adesso. Siamo partiti, però eravamo animati da buona volontà, spirito di servizio, dedicare un po' del nostro tempo. Ci ha guidato in questi 11 anni. Secondo lei, noi che ci crediamo? La risposta tu la sai, nulla accade per caso, c'è qualcuno che ci indica la strada e quindi è semplice percorrerla. Facciamo gli auguri all'associazione, ma io faccio gli auguri soprattutto agli assistiti e li ringrazio perché quello che ci danno loro è incommensurabile. Siamo presenti proprio per testimoniare la vicinanza a questa realtà, un punto di riferimento soprattutto a tantissime famiglie. L'associazionismo in ogni settore sia fondamentale e quindi siamo molto contenti di poter festeggiare questo ulteriore compleanno. Buon compleanno all'Associazione Sclerosi Multipla. Linea alla regia per la pubblicità. Passiamo ora allo sport, si disputerà oggi pomeriggio la partita di recupero del campionato di Serie D Girone I non giocata lo scorso 15 dicembre scorso tra il Castrum Favara e il Ragusa. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato da Favara. Subito archiviata la vittoria per 1-0 con la Cireale di domenica scorsa per il Castrum Favara è subito tempo di tornare in campo nel turno infrasettimanale di oggi per recuperare la partita con la Regina che era stata rinviata il 15 dicembre scorso. Un incontro di cartello anche per il blasone dell'avversaria. La squadra di Reggio Calabria infatti ha un illustre trascorso in Serie A. Il Castrum Favara invece è una matricola in Serie D e nonostante sia la sua prima apparizione in questo campionato, grazie ad una solida società, a un buon staff tecnico, un ottimo allenatore e tanti ragazzi pieni di entusiasmo e voglia di far bene, sta facendo un ottimo campionato. I gialloblu infatti sono in 8ª posizione in classifica con 24 punti complessivi.
punti frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte in 18 gare giocate, una partita in meno appunto quella con la Regina. La squadra allenata da mister Pietro Infantino vanta lo stesso numero di punti conquistati in casa e in trasferta, 12. Tra le mura amiche del Broccoleri ha disputato 8 incontri e sono arrivate 3 vittorie con Acracas, Locri e Cireale, 3 pareggi con Enna, Nissa e Siracusa e 2 sconfitte, Vibonese e Scafatese, mentre 10 sono state le gare disputate in trasferta con un bottino di 2 successi, Paternò e Pompei, 2 KO a Cireale e Licata e 6 pareggi. Castrum Favara che è in serie utile da 4 turni, 3 pareggi e 1 vittoria. La formazione giallo-blu non perde infatti dall'1-0 subito in casa per mano della Scafatese lo scorso 1 dicembre. Quanto ai gol, sono 18 quelli realizzati a fronte di 14 subiti, con Mattia Palma miglior realizzatore con 4 reti all'attivo. L'obiettivo dichiarato della società è quello di raggiungere il prima possibile la quota salvezza di sicurezza assoluta per restare in Serie D, che il DS Tino Longo ha fissato in 42 punti. E vi proponiamo ora una sintesi della 19ª giornata del campionato di Serie D Girone I con i migliori gol. Termina in parità il big match di giornata tra Scafatese e Regina. Ne approfittano Siracusa e Sambiase che allungano sulle immediate inseguitrici. Turno favorevole per le prime della classe con il Siracusa che ribalta in casa del Ragusa il vantaggio ibleo ad opera di Tagliarino con la doppietta di Manuel Sarao. In un campo ai limiti della praticabilità il Sambiase vince per 1-0 il derby calabrese contro la Vibonese. La rete che vale i 3 punti è di Ferraro che sulla linea di porta manda in estasi il tifo giallo-rosso e un'intera comunità che sogna con gli 8 successi consecutivi una storica promozione tra i professionisti. Siracusa e Sambiase distanti un solo punto, alle loro spalle Scafatese prima e Regina poi, con gli Amaranto che devono ancora recuperare la gara di Favara. Ricca di emozioni la gara di Scafati con la Regina che passa in vantaggio con Girasole, Canarini che nel secondo tempo la rimettono a posto con l'incornata di Colley, ma rischiano sul calcio di rigore che Nino Bari la spedisce sulla traversa. Nella sfida tra Nissa e Paternò che vale il 6° posto e festa biancoscudata, Paternò in gara fino alla rete del momentaneo 1-1 di Fariñas. La scena è tutta del mattatore di giornata il Tato Diaz, autore di una tripletta, poker poi completato dall'autogol di Marino. Ottavo in classifica il Castrum Favara che al tramonto della prima frazione di gioco batte un colpo con Varela ed è la rete che rompe l'equilibrio del derby siciliano contro la Cireale. Ritorna al successo dopo una miniserie di 3 sconfitte consecutive l'Igea Virtus nel derby tirrenico contro il Città di Sant'Agata. Primo sigillo in campionato dopo 2 giri di lancette per il giovane Balzano a cui non si fa attendere la replica di Di Piedi. Non esulta l'attaccante sant'agatese per rispetto dei suoi ex tifosi. Nel finale è di Claudio Calafiore, altro grande ex, a regalare un successo fondamentale in chiave salvezza. Reti bianche tra San Cataldese ed Enna, 2 tra gli attacchi meno prolifici di tutto il girone I di Serie D. Ben più emozionante la gara fra Locri e Licata con l'11 di mister Romano che si impone per la prima volta lontano dal Dino Liotta. Giallo-blu che partono forte con le reti di Maimone e Mbaye. Fondamentale la parata dal dischetto di Rossi sulla rosa. Padroni di casa che rimettono tutto in gioco con Pantano e Reis. Serve una magia ad un quarto d'ora dal termine del miglior Saito per festeggiare una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Punti pesanti in terra agrigentina anche per l'Acracas che dà un calcio alle annose traversie societarie battendo il Pompei a domicilio con la prodezza balistica di Meola e la rete d'astuzia di Lofaso. Si chiude qui il nostro viaggio lungo la seconda giornata di ritorno del campionato I di Serie D, sempre più avvincente la lotta al vertice e ancora più appassionante la corsa salvezza, dove particolarmente nelle retrovie nessuno è dato per vinto. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268
del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.